Sì, è Ammario. È Ammario un pezzo di storia d'Italia, dalla leggenda del Piave alla Tommoriata Nera. È Ammario un pezzo importante della storia di Napoli. Partono i bastimenti. È Ammario. Luca Napolano ne è un cultore, un conoscitore profondo e sta conducendo anche una battaglia civile sul luogo dove è sepolto è Ammario, in una situazione di degrado estremo. Prego Luca. Sono 60 anni dalla scomparsa di Ammario, questo per quanto riguarda questo grande autore, il quale ha scritto circa 2600 canzoni, non pochissime, conosciuto forse al nord Italia. Ovviamente qua c'è un problema anche di un'amministrazione che se ne è dimenticato, di un quadrato degli uomini illustri che l'hanno costruito i Borbone, quindi ha una storia circa di 250 anni. La mia è un ricordo non solo per l'autore, anche per combattere queste ingiustizie, anche perché questo quadrato sarebbe meta di turismo. Che poi faremo vedere delle immagini. Sicuramente. Quindi... Luca Napolano è anche un artista, è soprattutto un artista, sì. Oltre che innamorato e conoscitore profondo di Ammario. È un pianista, è un cantante, è un artista tutto tondo. Questa passione per Ammario, come è scattata? La passione iniziò a circa 8 anni e quindi da questa età un po' da bambino, contrariato anche dai miei coetanei, infatti anche i miei genitori non si spiegavano questa passione, quest'amore. Quest'amore mi ha condotto qui, a celebrare questo grande autore. Io penso che c'è bisogno di coraggio, perché altrimenti non c'è un museo della canzone napoletana. Basti pensare che in Giappone è materia di studio nelle scuole. Qui purtroppo viene tutto molto archiviato, molto messo da parte, come si suol dire, l'erba del vicino è sempre più affascinante. Luca, in che modo cerchi di ricordare Ammario e valutarne la memoria? Valutarne attraverso 14 brani da lui scritti, 6 dei quali completamente sconosciuti, anche sebbene edite nelle vie di grotte inizio Novecento. E quindi c'è questo ricordo, questo amore viscerale da bambino per la canzone napoletana, dove prego ai miei sostenitori, ai sostenitori non solo miei, ma della canzone napoletana, di darci un aiuto per la condivisione nazionale. Noi ci fermiamo qui, con molta umiltà. Il brano di Ammario che più ti colpisce, più ti piace? Adesso mi metti un po' in difficoltà. Forse per gli amici cultori e anche per chi sostiene i nostri ricordi storici, è l'autore della leggenda del Piave, è una cosa molto molto importante. Con il tuo permesso vorrei ricordare agli amici telespettatori che il 2 giugno il presidente Mattarella ha deposto all'altare della patria, in ricordo ai nostri caduti, sulla musica della leggenda del Piave. Io umilmente sono qui a ricordare Ammario, anzi ringrazio voi per avermi accolto per ricordare questo grande autore. La leggenda del Piave è nel nostro cuore, ma un brano tra i popolari di Ammario, a cui sei molto legato. Popolari, ci sono tante canzoni di Giacca, cioè il mio genere che è un recitar cantando. Io non sono un cantante, ma sono un attore e musicista, uno dei quali molto molto viscerale, molto molto appassionato, e canzone appassionata per esempio, che l'hanno cantata i più grandi cantanti ed interpreti del mondo, una tra questi Mina. E ce la puoi intonare, dai? Un accennino? Non abbiamo con noi portato gli strumenti, anche se... Ma c'è il mandolino del maestro Lino Perrella. Lino, vediamo se quello che si sente, tanto siamo in uno studio. Una barbiccerilla già piantata, crescendola
cuppene e cusso tu. Una vendicata giamma la spazzata e tutto il fronte cagnano colore. Una poesia ha qualcosa di eccezionale, veramente tocca il cuore. Santa Lucia. Santa Lucia lontana. Arte nei bastimenti e terrazzai lontane cantano a bordo su napolitana. Cantano per tramenda, io non faccio scappare. E a lui a mezzo mare, non può che Napoli ci fa vedere. Santa Lucia, lontana te, quanta malinconia. Poesia, amore. Una poesia che sta in una lapide dove? Questa poesia ci sono varie segmentazioni celebrative. Una più importante di tutte, come dicevo poc'anzi, è proprio la leggenda del Piave. E quindi nei pressi del Piave ci sono varie frasi dell'autore in questione che ne stiamo celebrando. E i tuoi compagni di viaggio ce li puoi presentare? Per me è molto importante questo artista cantautore, non solo come amico, ma proprio perché ci sosteniamo a vicenda. Paolo Cuccaro e il maestro mandolinista Lino Perrella. Noi ringraziamo Luca perché ci sta tirando in questa avventura, la chiamo avventura perché noi eravamo un po' meno addentrati al tema importante che stiamo parlando, no? Quindi ci ha coinvolti anche ad andare proprio sul quadrato, sulla tomba di Mario, addirittura abbiamo pure suonato, ma non qualcuno forse ha detto ma come si suona, Luca, si può suonare su una tomba? Ebbene sì, abbiamo avuto il coraggio di dedicare proprio all'autore una cosa forte per condividerne anche il senso non solo culturale, come tu poc'anzi giustamente facevi osservavi, per scuotere anche gli animi, perché non è possibile un'amministrazione comunale che si dimentichi di un quadrato così importante. Lo stesso Franceschini, perdonami, mi è molto simpatico, ma autoprodurre un lavoro del genere per celebrare non solo Mario, soprattutto Mario quest'anno, ma per condividerne il senso culturale, e poi i fondi FUS vanno sparsi a destra e a manca. Non mi far fare nomi, non ne voglio fare per... E a Mario nelle scuole è quasi dimenticato. Ecco, Sì. qualcosa lì voi avete pensato di fare anche con questo album? Certamente, quest'anno aspettiamo comunque di materializzare il lavoro coadiuvato da grossi musicisti. Al mandolino abbiamo in questo lavoro che uscirà in Feltrinelli il numero 1 dei mandolinisti dell'orchestra italiana di Renzo Arba, Salvatore Esposito. Poi abbiamo un clarinettista della Bertè che è Pino Ciccarelli, abbiamo il batterista di Gemsenese, Freddy Maffi, abbiamo il numero 1 dei violinisti di Mediaset, Gennaro Desiderio, il tutto arrangiato sotto la direzione di Gino De Nicola, uno degli autori di Mina. Quindi per dare qualità, per dare sostegno non solo celebrativo e l'importanza anche della struttura, ma alle fondamenta anche di norme così importanti. Luca, e a Mario aveva un caratterino non semplice e diciamo qualche canzone sua anche un po' controversa. Noi prendiamo Cinematografo che poi finisce con un femminicidio. Ecco. Però perdonami, quello non è femminicidio. Faccio un passettino prima. Nel 1924 Mario compose una canzone dedicandola al personaggio Canio di Ruggiero Leoncavallo, I Pagliacci. Questa canzone era indirizzata nel genere di Giacca sicuramente, però mi insegni, e come i nostri telespettatori sapranno,
che non c'entrano i femminicidi, queste sono romanze popolari, sono operette da camera e non più mistificate negli anni 70 tra pistolettate, coltellate e via discorrendo. Questo è il problema vero di questo genere, quindi vi prego di conoscere le cose, tu mi insegni sicuramente perché sei un appassionato, però questa poi è la mistificazione del popolo, del pubblico. Cinematografo era un indirizzo al cinema muto. 3 colpi si sentono, 2 colpi veri dall'oscurità, luce con il primo attore, sta a casa a mezzo pubblico applaudite, ma l'ultimo quadro l'ha già fatto qua, è teatrale. La donna non è più oggetto discriminatorio, ma rappresenta di un certo come dire, archetipo di questo volume così d'amore. Anche altri autori hanno scritto canzoni di giacche tra virgolette violente, vogliamo decifrare, nel senso, grazie a qualcuno negli anni 70 con pistolettate qua a Parigi. Quella è una grande canzone d'amore, non può essere indirizzata ad un femminicidio. Tutto qui. Io, se permettete, Prego. siccome parliamo proprio di questo autore magnifico che ancora portiamo nel cuore, Luca mi invitò a fare un brano insieme che è Serenata all'imperatore, che è un brano anche allegro, perché c'è dopo che la regia, il buon Peppe Valente ci manda questo brano, che è un video, tu poi spieghi il concetto per il quale è stato scritto questa Serenata all'imperatore. Ma venimmo a Vienna, venimmo con chitarra e mandolina, perché suonammo a penna, perché ti dimmi guappo concertina. Tutte posteggiature che stanno per Posillipo in città, cantante e professore, con suono e canto vanno a fascia. Io ritornella fa mio caro imperatore, prima che muore, a vita novità, l'Italia presa a Trieste, ci trasi a dare sta. E per cantare due voci, vediamo con Caruso e Pasquariella, l'una ci metto doce, l'altra ci fa più forte ritornella. Voi state rindareggia e va facciata sulla ringrazia, e ora la posteggia, so è meglio voce Napoli mai sta. E ora ritornella fa mio caro imperatore, prima che muore, a vita novità, l'Italia trasa a Trieste, Ci trase a dare sta. E quando il reggimento fornisce combattere con voi, ma sta con sti strumenti a firma pace ci venimmo noi. Iorsi che è stata l'imma, chitarra e mandolina per cantare, ma quando ci mettiamo i cannoni si sentono mai sta. E o ritornella fa mio caro imperatore, obbi tumore, e che sta novità, l'Italia chiude a Trieste, ci aiuta a dare sta. L'Italia chiude a Trieste, ci aiuta a dare sta.
un grande autore che è stato anche un grande cronista, io lo vedo da giornalista, uno che ha guardato e ha raccontato il suo tempo, la Tammorriata Nera e l'Italia e Napoli che usciva dalla seconda guerra mondiale. Ecco, quelle ferite lui le ha trasportate in un brano che vuole essere anche, diciamo, un po' leggero, ma alla fine c'ha una tristezza profonda. Luca. Sì, è vero, concordo con tutto la tua osservazione. Mi fermerei per completezza di informazione verso i vostri telespettatori colti e preparati, però per completezza di informazione il brano che abbiamo sentito, che abbiamo girato insieme a Paolo, Serenata all'Imperatore, nacque in risposta ad un quotidiano che scrisse che sarebbero venuti a combattere contro l'esercito austro-ungarico, contro Francesco Giuseppe, i mafiosi di Sicilia, i briganti della Calabria e i mandolinisti di Napoli. E a Mario prese l'ardire e rispose ironicamente contro questo quotidiano e disse in questo testo: noi veniamo lì e combattiamo, vinciamo e Trieste sarà nostra di nuovo, come la storia poi ci insegna che nel 18 Trieste fu parte dell'Italia definitivamente. Un periodo storico che noi adesso ancora ne portiamo le ferite, se giriamo Napoli ci stanno delle lapidi, voi siete stati al quadrato degli uomini illustri, ma secondo voi Napoli, gli attuali amministratori cittadini, per non dire governanti cittadini, perché dimenticano la nostra storia? Dimenticano la nostra storia perché praticamente non ci sono le condizioni, perdonami, culturali, non ci sono sostegni. Io adesso non vorrei aprire una ferita politica, perché io di politica non mi interesso, ma la cultura penso che siamo 50 anni indietro rispetto alle nostre potenzialità. Abbandonare l'idea di un museo della canzone napoletana, abbandonare dei sostegni, ma non solo per me, che ho 44 anni e cerco di destreggiarmi in questo ambiente, ma non a titolo di essere vanitoso oppure di essere importante. La cultura non ha bisogno di vanità, va condivisa e basta. Quindi questo veramente ha dell'assurdo, E a Mario, oltre ad essere un grande artista, un grande poeta, era anche un uomo che lavorava alle poste. Alle poste. E le poste come lo ricordano? Se lo ricordano ancora, è a Mario. Le poste non lo ricordano affatto. Figuriamoci se le poste ricordava di a Mario. Non lo fa Franceschini, non lo fa la Presidenza della Repubblica, non lo fa la Regione Campania, ci mancherebbe altro. Quindi è a Mario sempre bistrattato, perché fece anche una grande azione giudiziaria per farsi riconoscere l'inno della canzone del Piave. Esattamente, non solo. No, volevo intervenire perché noi qua potevamo anche fare un po' di musica, dedicare qualcosa all'autore di cui stiamo parlando, però meno male che Lino col mandolino è venuto presente, però non abbiamo... Che ci vuole intonare, dai. No, non abbiamo la possibilità di farlo, perché Luca ci sta coinvolgendo in questi brani magnifici napoletani che conoscono nel mondo, tutto il mondo li conosce. Però siccome prima mi squillava il telefonino, fortunatamente non si è sentito, io vorrei dire a Luca che c'è qualcosa che riguarda il telefono. Sì, io devo fare una telefonata d'amore, però ho bisogno del telefono mio. Allora, visto che non c'è possibilità di suonarla, ma magari preghiamo la regia di mandare la base, così sì, però senza telefono io come faccio a telefonare, Paolo? Questa è una telefonata importante, ti serve il telefono. Una telefonata d'amore. La regia adesso mi passa il telefono, quindi se permettete, con il vostro permesso, faccio un attimo una telefonata. Grazie. Pronto? Con chi parlo? Diretta mia sei tu, cuore sto cuore, è bello per telefono a fa amore.
tenesse innanzi a me. Stanotte cara mia m'ha già suonata, che si va in braccio a me vestita sposa. E in sogno t'ha data, o cuore è nata cosa, che perché t'indeccato non si può dare. Pronto? Io sono pronto, tu sei pronto, siamo pronti tutti e due. Ah, Ninetta mia, si te tenesse qua, sai che felicità, sai che felicità. Pronto? Come rite, che mi vuoi bene appassionatamente. Tu stai parlando, io cuore mio ti sente, e ti rispondo cuore invece me. Che fasi sono contrari e genitore, se tu sei tosto, sono che tu assai. Tu giuro sull'onore che non te lascio mai, e mi fa raggiacire per te. Pronto? Io sono pronto, tu sei pronto, siamo pronti tutti e due. Ah, Ninetta mia, si te tenesse qua, sai che felicità, sai che felicità. C'è solo un piccolo particolare, la mamma mi è cordialmente antipatica. Pronto? Voi chi siete? Ah mamma, siete la mamma e che volete? Sapete tutte cose, acconsentite per me fa sposare. Voi siete la mia mamma e tutte mamme, per va si manare in da stu perduto. Mi tremano le gambe, sto cuore si è confuso, chiamate Ninetta, questo qua. Pronto? Io sono pronto, tu sei pronto, siamo pronti tutti e due. Ah, Ninetta mia, si te tenesse qua, sai che felicità, sai che felicità. Mo piglia l'aeroplano per volare, vado a venire a abbracciare, vado a venire a abbracciare. Ci voleva l'applauso, ma noi siamo in pochi, per cui ritieniti applaudito. La telefonata, quindi attuale. È attualissima, questa fu per celebrare il telefono. Pensa che questa è stata scritta nel 1932 insieme a un grande che ha scritto tante macchiette per Nicola Maldacea e Nino Taranto, Gigi Pisano. E a Mario, mi viene a me, a Mario, ecco, dimenticato, bistrattato, combattuto, ostacolato, sì. Ma mi viene in mente anche un altro grande napoletano, Enrico Caruso, che dopo decenni ormai Napoli sta riscoprendo e rivalutando, ecco, queste due figure. Sì, sicuramente. Vabbè, c'è una strada intitolata ad Enrico Caruso, però bisognerebbe fare tanto. Io per completezza di informazione, per dar merito e lustro a chi scrive, perché l'arte è fondamentale per una questione di sensibilità scritta. Gli interpreti sono molto importanti, ma chi materializza delle emozioni andrebbe considerato anche attualmente, parlo anche di autori contemporanei, ogni qualvolta si nomini un suo lavoro. Cioè io metterei come obbligo una canzone che sentiamo di Lucio Dalla, cantata da Dissesti Broglio, l'ha scritta Lucio Dalla, perché per me è molto importante. E non si fa questo qui a Mario? Non si fa con i nostri cantautori, figuriamoci per a Mario, mi metti in notevole difficoltà. Ritorniamo al quadrato delle persone illustri. Sì. Da napoletano, cosa si potrebbe fare senza aspettare l'amministrazione comunale? Nell'immediatezza basterebbe che la Regione Campania finanziasse una restaurazione di questo quadrato, nell'immediatezza, per poi portarlo in seguito anche a delle visite di turisti musicali. Anche i miei compagni, il sottoscritto, potremmo accogliere i turisti per dare spiegazioni.
anche questo è molto importante. Per informazione, lì, in quel quadrato, oltre a De Ammario, chi ci sta? Raffaele Viviani, Saverio Mercadante. Dai, ti prego di non mettermi in difficoltà perché mi fai salire anche un po' la pressione, nonostante il tempo. Raffaele Viviani, un altro pezzo del nostro teatro, della nostra canzone, non dimentichiamo la rumba degli Scugnizi, che noi la cantiamo, ma come diceva Luca Napolano, prima dimentichiamo sempre di dire chi l'ha scritta. L'ha scritta Raffaele Viviani. Ecco, Luca, grazie per questa tua bella... Ecco, i prossimi appuntamenti. I prossimi appuntamenti sono quelli di celebrare attraverso questo lavoro discografico importante a fine anno. Quindi questi sono i nostri appuntamenti. Dopo di questo appuntamento stiamo progettando di celebrare Ea Mario l'anno 21 insieme ai miei amici, il mio regista preferito Giuseppe Coppolecchia, il mio grande amico cantautore Paolo Cuccaro e Lino Perrella insieme ad altri musicisti e attori, quello di mettere in scena a teatro e ricordare Ea Mario per le canzoni che ha scritto. Però Dove? scusate, Teatro no, dove? Io poi dico, visto che abbiamo almeno uno strumento e Lino è capace di suonarlo, Ecco, chiudiamo così. No, facciamogli fare qualcosa, almeno noi possiamo cantare, per esempio, un brano di Ea Mario che tutti forse non sanno, che è I Rui Paravise. Sì. È un brano così importante, così È da mandolino, conosciuto. dai. Dai, vai. Insieme, vai. Due vecchia professura e concertino, 2 giorni non aveva da caffè. Pigliaia una chitarra, io mandolino e Paravise ietta a suonare. Tu per tu sappia rapita, ma volimmo divertire. Si di Napoli e traside e faciteci sentire. La bimba fa sentire 2 o 3 canzoni da tutto Paravise da cantare. Sospiro, pace, musica e passione, Roba che sulla Napoli si fa. Vabbè, un accenno, vale. Due Paravise, viste le condizioni di Napoli in questo momento, con i luoghi più belli della città che sono dimenticati, voglio dire, è un po' fuori le contraddizioni di Napoli. Napoli è un paradiso, però purtroppo c'è qualche demonio che non ci fa stare come dovremmo in questo paradiso. Franco, Prego. io mi permetto di dirlo perché lo so che Luca ha portato e ha chiesto alla regia di mandare un piccolo filmato storico che è un'intervista proprio a Mario, o mi sbaglio? Sì, e allora c'è? se la regia ce l'ha, almeno abbiamo... E poi in chiusura facciamo mettere alla regia, visto che Campania Felix, nonostante il caldo, ci ha ospitati qua a parlare di Ea Mario, poi mettiamo anche tutto il video, sempre con la regia di Giuseppe Coppolecchia, lo mettiamo in coda alla chiusura di questa bella chiacchierata. Verde, ricordi? Maestà, venimmo a Vienna, venimmo con chitarra e mandolino. Serenata all'imperatore che fu l'antesignana della leggenda del Piave. Ecco. E fu perciò che potette infine fare della canzone di Napoli nel 1918 il viatico di gloria per i fanti di Vittorio Veneto e nel 1919 il bagaglio di nostalgia per gli emigranti e gli emigrati perché non diventassero immemori della madre patria. Questi furono 2 doni, 2 grandi doni fatti da Ea Mario all'Italia e a Napoli. Nel 1925 a Belluno si inaugurò il nuovo ponte monumentale sul Piave. Sui 4 pilastri principali si leggono rilevati sulla pietra dura e duratura i 4 distici della sua canzone immortale che sintetizzano i 4 momenti storici della epopea cantata dal poeta.
L'11 aprile del 1954 Belluno volle dare all'autore dell'inno al Piave un riconoscimento dei suoi meriti e gli conferì la cittadinanza onoraria. E questo della cittadinanza onoraria di Belluno fu il mio premio Nobel. Nel ciclo delle canzoni. Un grande pomeriggio in ricordo di a Mario, lo dicevamo all'inizio, un pezzo di storia, un pezzo di cuore di Napoli, ecco, che ha vissuto qui, ci ha lavorato, ha scritto, un carattere non semplice, ma un grande della storia d'Italia. Ecco, noi ricordiamo la canzone del Piave, a me non resta altro che dare appuntamento con E a Mario, la leggenda Continua. Grazie. E quando arriva l'ora mia, l'ora che tocca a tutte quante, mo va a fare come so fanno là, non suono senza suono. Io non so che succede a me, ma so solamente che tutto l'essere di questo mondo sono con mie maglie in una catena. È una catena lunga, eterna. E poi in maglie di questa catena ci stanno nomi nostri scritti. Sti nomi, o tempo, o scasso, o il resto. E io sono felice, se un giorno, se legge ancora un nome mio. E a Mario, uno pseudonimo, ma il suo cuore, la sua vena poetica, cela il suo vissuto, romantico ed immenso amore, in Giovanni Ermete Gaeta, impiegato alle poste. E come Ermete, la sua prima firma come giornalista. A, l'iniziale della lettera del nome dedicata al suo primo sostenitore, ovvero il suo caporedattore, che gli permise di scrivere i suoi primi articoli presso la carta stampata, Il Lavoro, Alessandro Sacheri. Mario, il suo idolo di sempre, un mazziniano, uno storico e politico, Alberto Mario. Alcuni dicono anche per la sua ammirazione per la poetessa polacca, direttrice del periodico Il Ventesimo di Bergamo, Maria Clarvy. Napoli, 5 maggio 1884. Napoli, 24 giugno 1961. Oggi, a 60 anni dalla scomparsa, vecchia professora e concertina, 2 giorni non avevano da fare. Migliaia una chitarra, io mandolino e un paradiso e a suonare. Tu pittu cambia la vita, ma volimmo divertire, si tenava lettera sida e facita ci sentire. Va vimma fa sentire due o 3 canzoni che tutto paradiso da cantare. Sospiro, pace, musica e passione, roba che sulla Napoli si fa. Albero piccerilla già piantata, riscendola con pena e custode, la ventagata giamma va spazzata e tutte le fronte tagliano colore, cadute sorge in frutta e tutto quanto erano luce e si sono fatta male, mo cuore dice giovinotta manda
e cosa amara tiene la più cara e amare come sì ti voglio bene tu vai a morire. Mario ha scritto circa 2600 canzoni, romantiche, canzoni di giacca, inni patriottici, una delle quali La leggenda del Piave. A 60 anni dalla sua morte, Luca Napolano, attore e musicista, coadiuvato dal cantautore Paolo Cuccaro e dal maestro mandolinista Lino Perrella, dedica il suo omaggio al grande autore. La gente che mi vede sentinella, la zascovascia da mattina sera, ma chi si dice persa il cervello, ma come se ci cade sta maniera. E invece voglio bene a una figliuola, che sta in tua vascia non è vasciaiola. No, su vascia non è vascia, la legge meglio legge, e sì signore padre e mastrascia, e sì signora mamma e bagaseggia, m'hanno fatto che la figlia che è una vera meraviglia, ma per sbaglio è nata là. Sta puntanella capita tanto tempo all'acqua chiara, ha fatto a quel cieca la cummara. Picceronella, netta nonna bevare e c'è ste, un figlio all'ombra campanella. E all'ombra tutta e due, a cominciare a saperla con lui. Ognuno dell'ora sa parlare con tu, e sempre con piacere, si fronte alle vende che fanno ciù, ciù, ciù. La poesia, l'amore, la musica inducono alle sfide più importanti della nostra esistenza. Chi non osa vivrà parzialmente. Noi attori, interpreti, autori, registi e musicisti, consapevoli di condividere una storia musico-culturale per le nuove generazioni di un genio che ha condizionato per sempre la canzone italiana. Dal quadrato degli uomini illustri, Eliana Schiano insieme a Luca Napolano, Paolo Cuccaro e Lino Perrella vi augurano una buona cultura. E a Mario. La leggenda continua!